fermiamo oggi il Paese contro guerre, contro repressione, per un lavoro più dignitoso. La guerra è già qui e nei salari che non bastano più, nei bussi che non passano, nelle scuole che cascano a pezzi, nell'affitto e nel pieno di benzina che ogni mese pesano sempre di più alle famiglie. Sciopero e mobilitazione dell'Unione Sindacale di Base che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato e che ha interessato in particolare il trasporto pubblico locale, disagi che hanno avuto ripercussioni nel veneziano soprattutto sulla compagnia CTV. In Laguna il servizio Vaporetti ha viaggiato al minimo con numerose cancellazioni e collegamenti ridotti solo alle corse garantite. L'adesione allo sciopero da parte del personale della navigazione si è attestata infatti intorno al 60%, con oltre la metà delle corse previste dei vaporetti cancellate. Difficoltà maggiori per i collegamenti con le isole Murano, Burano, Lido e Pellestrina. Nelle prime ore della giornata si sono registrati affollamenti a Piazzale Roma, alla Ferrovia e Rialto, con molti utenti costretti a cercare percorsi alternativi a piedi. Lo sciopero ha coinvolto anche la scuola, sanità e uffici pubblici. USB ha motivato la mobilitazione con proteste contro il riarmo, il caro vita e le politiche sul lavoro, chiedendo maggiori investimenti su salari, welfare e servizi pubblici. Le risorse pubbliche vengono spostate dai bisogni delle persone alle spese militari. Alle lavoratrici e ai lavoratori restano sacrifici, precariato, lavoro sempre più mal pagato. Vogliamo che queste risorse tornino ad essere reinvestite in salari dignitosi, in servizi pubblici, in pensioni, in sanità, in scuola pubblica, in ricerca.